l'antidoto al luogo comunismo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a Carlo Cambi che vedo già collegato con noi. Che il Signore sia con lei e con il suo La ringrazio dell'augurio, lo estendo a chi ci ascolta, volentierissimo. Carlo, come stai? Hai appena fatto la rassegna stampa? Sì, ho fatto la rassegna stampa e... Dai, forniscici il fiore di giornata, che poi entriamo negli argomenti di cui parliamo. La notizia più importante di giornata è l'atteggiamento che sta assumendo Antonio Tajani all'interno della compagine centrodestra, il che mi convince che c'è ormai un accordo fatto, sotterraneo, tra la famiglia Berlusconi ed Ellis Line per arrivare nel 2027 ad un governo PD Forza Italia ed eleggere un Presidente della Repubblica gradito ad Arcore. Questa è la cosa, perché oggi stamattina guardavo le prese posizioni italiane che sono condanna di Israele per la flottiglia, contro Fratelli d'Italia sulla legge elettorale per il proporzionale e contro la Lega per la faccenda della cittadinanza e che lui vuol dare la cittadinanza italiana ai 2 egiziani che hanno fermato e sono tutte posizioni antagoniste al centrodestra. È vero che la Meloni su Israele, sbagliando e non capendo assolutamente nulla, assume una posizione simile a quella di Tajani, ma è più una posizione pro forma che è una posizione sostanziale. Invece il ministro degli esteri fa sul serio. Poi, se è vera la voce che gira che sarà Paolo Del Debbio il nuovo segretario di Forza Italia, mi pare che il quadro sia abbastanza compiuto, per cui tutto il resto è un'invitazione, come dire, momentanea e ininfluente. Questa storia è che ci stiamo a occupare di altro. No, questa voce è interessante. Da dove arriva la voce di Del Debbio, nuovo segretario? Mi pare di capire che se guardi l'atteggiamento editoriale di Mediaset e di Rete 4, che è poi l'unica rete di Mediaset che fa della politica, effettivamente è così, insomma. Ma io avevo letto che Del Debbio non era tanto in sintonia con i fratelli Berlusconi, allora non è così, è sbagliata questa lettura. Ma lui è molto stimato da Marina Berlusconi, ma soprattutto è nella manica di Letta, il quale è tornato prepotentemente a dare le carte dentro il gruppo Mediaset. Quindi la svolta sarebbe quella di una più o meno svolta, non è tanto una svolta perché è una riedizione senza Lega di quello che era già stato il governo Draghi, tutto sommato. Sì, più o meno sì, sostanzialmente. Non è una grandissima novità. No. E da qui alla scadenza della legislatura, allora che succede? Si vivacchia, si tira a campare, per dirla con Andreotti, o si apparecchia un governo tecnico che preceda le elezioni? Non lo so. Che succede? Ieri sono successe 2 o 3 cose di un qualche rilievo. Primo, questa mozione della Lega presentata in Senato, poi ritirata sul 5%. Giorgetti che cerca disperatamente di farsi ascoltare da Bruxelles sulla faccenda dello sforamento di bilancio per ragioni energetiche. Ho letto sui giornali delle dichiarazioni secondo cui l'Europa sarebbe disposta, non ci credo manco se lo vedo, perché Dombrovskis ha semplicemente detto vabbè, parliamone, ma non mi pare che sia l'aria, anche perché c'è Merz che dice di no, e quindi se dice di no alla Germania è come se dicesse di no all'Europa. Oltretutto la Germania ha un problema di export piuttosto rilevante, figurati se ti fa un piacere a te che sei il secondo competitore sui mercati internazionali. Per il resto mi pare di capire che non si fa assolutamente nulla.
Cioè io vado in giro con la gente, parlo e le cose che la gente mi dice sono: io non ho i soldi per mangiare e non mi riesco a curare. Poi si può discutere di Modena quanto volete, ma insomma mi pare che la gente abbia altre esigenze e si aspetterebbe altre risposte che per adesso non vedo. Senti, a proposito di Tajani, ho sott'occhio il suo articolo, ho messo in prima pagina stamani dal Foglio, no? Su Modena, sulla vera integrazione, la vera cittadinanza. Quella di cui parlare a Modena, dice il ministro degli esteri, nonché segretario di Forza Italia pro tempore, è quella mostrata anche dai 2 eroi egiziani. Cosa significa secondo te politicamente mettere l'accento, stressare, come dicono gli inglesi, su questa questione della vera cittadinanza e quella dei 2 eroi stranieri? Significa dire a Salvini: stai calmo, non rompere le balle con la polemica sull'immigrazione, perché noi non siamo disponibili a seguirti, punto. Non mi pare che ci sia molta altra interpretazione da dare. D'altra parte Salvini ha un problema serio che si chiama Roberto Vannacci ed è secondo me costretto a stressare i toni su alcune parole d'ordine che appartenevano ad un certo modo di intendere la Lega, ma insomma quando poi vedi che col PNRR oggi il Mezzogiorno ha avuto più stipendi e più tasso di sviluppo del Nord, mi comincerei a fare delle domande, insomma, in generale, no? Quindi è chiaro, per esempio, ti faccio un caso: nessuno si sta facendo caso alle elezioni amministrative, che invece saranno una cartina di tornasole molto importante. In Calabria Occhiuto ha varato il modello Occhiuto di Forza Italia, con l'idea del riformismo, con l'idea, secondo me, un liberalismo mal interpretato, però vabbè, e stanno facendo sostanzialmente il partito del Sud contro il Nord, quelli di Forza Italia. Che anche questa è una dinamica non nuova. Rispetto a Fratelli. No, dico, anche questa è una dinamica non nuova, perché già in passato è stato così. Ma non c'è niente di nuovo, in realtà c'è il tentativo di marginalizzare quanto più possibile la Lega, perché ha problemi con Vannacci, di vedere come buttano le elezioni e poi eventualmente fare le alleanze sul momento. Cioè, questa è la verità. E poi c'è, ti ripeto, la questione Quirinale. Noi continuiamo a pensare che le elezioni importanti sono quelle del 27, ma le elezioni importanti del 27 sono importanti non tanto per come viene formato il Parlamento o per come sarà formato il governo, ma per la vista Quirinale. A secondo di come vanno quelle elezioni avremo un Presidente della Repubblica di un tipo piuttosto che di un altro. E secondo me c'è un gran lavoro del Deep State, e per questo Forza Italia è molto sensibile, per portare al Quirinale un personaggio non dichiaratamente di centrodestra. E quindi tutto questo lavoro è fatto in quella prospettiva. E Tajani che cosa ha capito? Ha capito che se stressa la Lega su alcuni temi e condiziona Fratelli d'Italia, si ritaglia uno spazio. Poi Tajani ha un problema personale che è rimanere o non rimanere ai vertici di Forza Italia, perché Maria Berlusconi, perché si è capito, gli ha detto: caro, il Grande Fratello per te finisce qui, insomma. Ecco Carlo, continuo a pensare al calendario, però, no? Quello che ti accennavo prima, perché la legislatura scaderebbe a settembre, insomma, in autunno 27 più o meno, no? Sì. Ci si arriva alla scadenza naturale della legislatura e che tipo di risposta può dare a questo disegno Giorgia Meloni, secondo te? Perché comunque è un disegno che fa fuori anche lei, tutto sommato. Giorgia Meloni è imbalsamata, non so se ve ne siete resi conto. Però questo disegno la esclude dalla scena. Sì, ma sono mesi che Giorgia Meloni non sa che pesci pigliare, è ferma. Non sta facendo nulla. E all'interno del suo partito non c'è nessuno che abbia un'iniziativa politica per controbattere questo disegno. Ma tu hai idea di come è stato costruito Fratelli d'Italia? No? Cioè? Fratelli d'Italia sono 5 famiglie romane che si sono messe insieme con un obiettivo: avere il 5% per avere i posti in Parlamento, fare un gran casino e non assumersi nessuna responsabilità. Poi il partito gli è esploso in mano, ma è privo di quadri dirigenti Fratelli d'Italia. Neanche la sorella c'ha il polso della situazione. Ma la sorella è il fattore, cioè
quello che una volta nel latifondo era il fattore, cioè gestisce l'ordinaria amministrazione, ma il casino di Giuli contro Pietrangelo Buttafuoco, Urso che non si capisce cosa faccia, mi dici un ministro di Fratelli d'Italia che abbia un'autorevolezza tale per cui tu dici porca miseria, quello è uno che sceglie, che conta e che cambia le sorti del paese? Fitto è ancora esistente in vita o no? Che dovrebbe essere il vicepresidente della Commissione europea nonché commissario italiano in Europa. Ecco, cioè, quella è una voce che proprio è scomparsa, non c'è mai stata. E allora di cosa stiamo parlando? Che in teoria non era una carica da poco, poteva essere molto spendibile politicamente anche nei confini domestici. Quello è commissario all'attuazione dei piani speciali dell'UE. Cioè è quello che avrebbe dovuto dire in questa, quando Giorgetti pone e la Meloni pongono il tema dello sforamento per l'energia, avrebbe dovuto andare in Commissione europea e dire qui abbiamo un problema di approvvigionamento che riguarda tutta l'Europa, che vogliamo fare? Hai sentito una parola? No. Allora? No, Carlo, in questo scenario però il deep state, come l'hai chiamato tu, per capirci quelli che comandano veramente, dal Quirinale... Lo Stato che ha fatto lo sgambetto hanno la strada in discesa a questo punto, perché Meloni non c'è, argine a questo disegno non c'è, e quindi il disegno che si deve supporre è tramato anche da Mattarella, no? Perché è lui che gestisce le... Sì, ma i Berlusconi l'hanno interpretato giustamente e si rimettono al centro della scena con un copione leggermente cambiato. Ecco, però dal loro punto di vista è tutto comprensibile, perché essendo comunque parte dell'establishment e avendo degli interessi finanziari e imprenditoriali molto forti, è logico che si schierino dalla parte di chi comanda davvero. Però in questo quadro il cosiddetto popolo, i partiti popolari, quelli che dovevano rappresentare le istanze di chi produce, di chi lavora, di chi tira la carretta, eccetera, eccetera, che fine fanno? Ma c'è qualcuno che se ne preoccupa, no? Fammi capire. No, non era una domanda retorica, perché quello che dicevi tu è vero, la gente dice devo arrivare a fine mese, devo avere servizi sanitari all'altezza della situazione, una pensione che mi faccia vivere, sono quelle le questioni fondamentali del popolo bue, no? Piano casa in 10 anni. L'ANCI ha già detto che non serve a niente, non se ne fa nulla, non ci sono i soldi. Esatto, il piano casa a 10 anni, 100.000 appartamenti, in un paese che perde circa 50.000 residenti all'anno. Ieri ho sentito il viceministro Leo da Porro e mi veniva da piangere. Perché? Perché fatto tutti i conti degli sconti fiscali, sopra 50.000 euro non c'è un euro di vantaggio. Domanda. Ma tutti coloro i quali hanno impresa in questo paese, sono circa 6 milioni e mezzo di famiglie, che hanno un imponibile superiore a 50.000 euro, come sopravvivono? Un imponibile da 50.000 euro, con l'aliquota marginale del 43%, sapete quanto fa di netto al mese? Quanto fa? 2.800 euro. In questo paese 2.800 euro di reddito netto ti escludono da qualsiasi beneficio fiscale e assistenziale. Domanda: è la platea del centrodestra quella che abbiamo tutelato o no? La domanda ci sta. Intanto approfitto per ricordare agli ascoltatori e alle ascoltatrici, abbiamo tra 3 minuti la piccola pausa, comunque potete dire la vostra cominciando a mandare messaggi via WhatsApp al 340 6709 659. Sono curioso di sapere cosa ne pensano le ascoltatrici e gli ascoltatori di questo scenario che si va delineando. E di questa facilità, credo, con la quale quello che hai definito il deep state stia preparando il futuro, a scapito un'altra volta degli interessi del cittadino normale. Come? Come? Vuoi metterli i nomi in busta chiusa? Allora, il prossimo presidente del Consiglio si chiama Ernesto Maria Ruffini e il prossimo presidente della Repubblica Mario Draghi. Beh,
Li mettiamo in busta aperta perché così li abbiamo detti davanti a tutti, coram populo, però prima tu hai citato il Vannacci e io lo trovo oggi a proposito del futuro segretario di Forza Italia, Paolo Del Debbio, commentato proprio da lui sul tuo giornale, sulla Verità. Paolo Del Debbio argomenta così: Vannacci sta decollando, il centrodestra non deve sottovalutarlo, ha già fatto 50.000 iscritti ed è tanta roba. Sono snobbati quelli di Vannacci dalla maggioranza, è un errore molto grave, perché il Vannacci attira i voti delle periferie, del popolino, dei disillusi, di quelli che volevano di più dal governo. Va poco in TV, ma riempie le piazze e spopola sui social. Non ha nulla da perdere, non si nega mai ai giornalisti. Tu come la vedi questa roba qua del Vannacci? Secondo me Vannacci prende il 6,5 alle prossime elezioni. Addirittura. Ah, sicuro. Prende più voti della Lega, sicuro. Tu dici, eh? Sì. Anche questa la mettiamo in busta aperta, coram populo. E intanto a questo punto... Adesso, sto parlando del 2027, vorrei che fosse sì, chiaro. sì. No, io mi rimango diciamo, con questo punto interrogativo fino al 2027 cosa succede? Perché non è poco tempo, da qui al post estate dell'anno prossimo. Hai una legge di bilancio che non puoi fare, perché praticamente non c'è una lira, non c'è un euro, non la puoi fare. Cioè, la fai ma non incide, ok? Che dovrebbe essere quella preelettorale fondamentalmente. Sì, ma è quella che presenti a settembre, cioè non, sì, non certo, perché anni, la prossima non fai più in tempo a farla? Quella del 2027 sì, esatto. la fai. La fa Ruffini. La fa Ruffini. Quindi non hai un ghello per fare nulla, niente. Oltretutto c'hai altri 40 miliardi di bonus 110% che ti scadono nel 2027. Se la signora Lagarde guardavo stamattina un po' di statistiche, dunque noi siamo il paese in Europa che spende di più del PIL per remunerare il debito pubblico. Abbiamo il record. Circa il 4% del nostro PIL se ne va a remunerare il debito pubblico. Tieni presente che abbiamo un problemino che si chiama PNRR che va a scadenza, quindi non ci avremo più nemmeno quel piccolo booster lì. Quindi dal punto di vista dell'economia il paese non può fare nulla, il governo non può fare nulla. Dal punto di vista del sostegno economico c'è da capire se finisce l'emergenza energia, con il che un po' di manifattura ripiglia. Se non finisce l'emergenza energia, non ti so dire come sta messo il paese. Allora, Carlo, abbiamo la piccola pausa delle 10, ma ritorniamo tra pochissimo. Vai. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, rieccoci in onda con Carlo Cambi, altra puntata degli Scorretti. Stavi citando prima la questione energetica, Carlo. Secondo te come va a finire la storia dell'Iran? Ho visto ieri Vance che dice di nuovo abbiamo fatto molti progressi con Teheran, Trump che dà più tempo all'Iran, riaprire Hormuz, bla bla bla. Per noi significa Consiglio dei Ministri di venerdì, come ha detto il Ministro dell'Economia, e proroga delle accise e alcune misure per l'autotrasporto che soffre molto. Ma le coperture finanziarie non sono semplici senza deroghe al patto di stabilità. È la questione posta da Giorgetti. Allora che succede? Andiamo in crisi energetica? Secondo me molto dipende anche da cosa succede nell'incontro Xi Jinping-Putin. Perché allora la Cina è di fronte a un problema serio: o decide
che fa il blocco antioccidentale, cioè va avanti con Putin, i BRICS, la Bielorussia, la Corea del Nord, e prova a forzare la mano per non riconoscere che l'unica vera grande potenza mondiale rimane l'America, oppure, cosa che io sono propenso a credere, Xi Jinping con la saggezza orientale non affretta i tempi, convince Putin a piantarla lì con l'Ucraina, e questo riapre anche Hormuz. Quindi tutto dipende da che cosa la Cina sceglie di fare. Se andare allo scontro, e allora se va allo scontro sono giorni pessimi, oppure fare Ping, cioè accettare per adesso di fare finta di essere d'accordo che Trump rappresenta la vera potenza mondiale e operare per una pacificazione. Una cosa è sicura: i paesi del Golfo non sopportano più gli iraniani e vogliono la soluzione di quella crisi. Sì. E quindi secondo me non c'è da aspettare molto prima che l'Iran o cada o comunque si accodi ad un accordo, perché a quel punto, se la Cina gli toglie il sostegno, si trova veramente isolato. E ecco, non è che per in questo contesto, Carlo, la relazione Cina-Russia, dicono Putin e Xi Jinping, ha raggiunto livelli senza precedenti, il nostro è un rapporto indissolubile, eccetera, tutte le dichiarazioni di pragmatica ufficiali. La sostanza qual è? Quella di un rapporto paritario? È che la Cina non può fare a meno del gas russo. E contemporaneamente la Russia non può fare a meno del sostegno militare ed economico della Cina, perché altrimenti ha perso la guerra. E se Putin perde la guerra, non è che va meglio per noi, va molto peggio, perché si scatenano gli istinti animali della nomenclatura del Cremlino, compressa da 20 anni dalla presenza di Putin. Quindi è evidente che loro due sono legati da un patto, come dire, di necessità, no? Perché siamo a livello del simul stabunt e simul cadent. Però credo che molto dipende se Xi Jinping ha deciso che è venuto il momento di dare la spallata al mondo o no. Devo dire che l'atteggiamento di Trump, che su Taiwan ha mollato sostanzialmente, mi fa propendere per l'idea che lui abbia dato tempo a Xi di pensare che forse gli conviene riconoscere l'egemonia americana dal punto di vista economico per farsi i fatti suoi nel suo giardino di casa, e quindi probabilmente potremmo arrivare ad una, come ti ripeto, ad una pacificazione, o quantomeno ad una stabilizzazione. Tieni presente, ripeto, che l'Iran nel suo contesto geografico è totalmente isolato in questo momento. E la guerra come sta andando? In Iran? Sì. A bassa di fatto, al di là, diciamo, in questo momento è a bassa intensità, perché gli iraniani hanno finito le munizioni, e quando Trump dice io ero pronto a fare l'offensiva, ma mi sono fermato perché evidentemente dalla Cina gli è arrivato il messaggio: facci gestire a noi per via diplomatica. Come a proposito di Cina, il disegno egemonico. Il Pakistan, come sai, ha rilanciato un piano di pace. Sì. E il Pakistan non è che si muove autonomamente, si muove prendendo ordini da Xi. Ecco, a proposito di questo, che tipo di disegno egemonico coltiva la Cina? Perché è molto semplice, la Cina nel 2047... militare aggressivo non mi pare, no? Così schiettamente. No, la Cina, i cinesi fanno la strategia del boa, dell'anaconda, se preferisci. Cioè si insinuano e poi ti strozzano. È quello che hanno fatto in Africa col debito, è quello che hanno fatto in Sud America con gli aiuti economici. Loro fanno così. Secondo me l'orizzonte che Xi si è dato è il 2047. Loro sai stanno orizzonti lunghi, al contrario di noi. 2047, perché è il bicentenario della rivoluzione, cioè scusami, è il centenario della rivoluzione comunista, quella in cui Taiwan deve tornare totalmente cinese, e nel 2047 loro proclameranno che hanno raggiunto lo stesso PIL degli americani,
Tieni presente che loro stanno a 19 mila miliardi di dollari, gli americani sono a 39 mila, quindi ce n'hanno di strada da fare. Però questo secondo me è il loro obiettivo. E la Cina ha bisogno di un mondo pacificato per fare quel tipo di progresso, altrimenti l'ha in tasca. Devo dire che la Cina, da pseudo-economista, come mi vuoi definire, avrà un problema molto serio, perché la Cina fa prodotti maturi. Te dici, ma come prodotti maturi? Sono all'avanguardia, pannelli solari, le macchine. Ecco, pannelli solari e le macchine saranno da qui a 5 anni prodotti maturi. Il vantaggio competitivo che ha l'America sull'intelligenza artificiale è difficilmente colmabile. La domanda è: l'intelligenza artificiale messa a cappello della manifattura cinese può produrre un'alleanza sino-americana per comandare insieme il mondo? La risposta è sì. Sì, secondo te sì? Sì, perché cane non mangia cane. Arriveranno a un certo punto a rendersi conto che il loro benessere è dipendente dal malessere altrui. Con buona pace la signora von der Leyen, che continua a dire che l'Europa è un protagonista, eccetera. Ma poi, a proposito di Europa, ho letto una cosetta interessante stamattina. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con Putin. Angela Merkel di sicuro, visto che ci ha fatto affari finché è stata a Bundestag. Draghi non lo so. Allora, non era il cattivo quello da sanzionare a tutti i costi. Adesso cosa vuol dire intermediario? Ci abbiamo smenato svariati centinaia di miliardi noi sulle sanzioni a Putin. L'Europa è una finzione malefica, cioè non so come fa. Però anche lì vedi il centrodestra che avrebbe dovuto fare una polemica durissima nei confronti dell'Europa ed è stato eletto sostanzialmente con quella finalità, a un certo punto se l'è fatta sotto. Parliamoci chiaro. Cioè, quando tu nella Lega prendi Borghi e Bagnai e li metti da parte perché deve prevalere la linea dei ragionieri e perché vuoi fare del sottogoverno, tradisci in qualche modo il motivo per cui la gente ti ha votato. Lo stesso vale per la Meloni, la quale Meloni ha fatto prevalere l'economia della destra sociale, quindi l'aiuto ai ceti deboli, eccetera, eccetera, invece di mettere i soldi sulla manifattura, sull'impresa, avere una visione liberale dell'economia che è: se distribuisco ricchezza quando ho prodotto ricchezza, e siamo. Senti, ma mi pare di capire. L'Italia, dal punto di vista economico, che ne racconti il governo, è messa malissimo. Malissimo perché, Carlo? Perché poi alla fine. Allora, dunque, debito pubblico 3.200 miliardi, ok? Con l'effetto palla di neve, perché il debito pubblico, gli interessi sul debito crescono di più del PIL nominale, il che significa che tu puoi fare tutti gli avanzi di bilancio che ti pare, ma non riesci a fermare l'incremento del debito pubblico. Punto 1. Punto 2. Ti sei preso dei vincoli europei con i trattati spaventosi. Punto 3. C'hai il PNRR che finisce e devi cominciare a restituirlo. Punto 4. C'hai il sistema salariale più basso in assoluto d'Europa e c'hai la produttività più bassa d'Europa. Di che cosa vogliamo parlare? Poi sì, vedo qualcuno che dice: ma la manifattura è potente perché siamo il secondo paese esportatore d'Europa perché abbiamo fatto 60 miliardi di surplus. Sì, abbiamo fatto 60 miliardi di surplus. Sai quanto debito all'anno dobbiamo rifinanziare noi? 420 miliardi. Quindi non ne usciamo. Cioè 8 volte il surplus prodotto con la manifattura. Siamo in trappola. Fitto, scrive un ascoltatore, per il quale Meloni ha rivotato fiducia a Ursula von der Leyen. Esatto. Ma c'è un altro messaggio che ti giro perché ci riporta sui fatti di Modena. Vorrei esprimere un pensiero sulla tragedia di Modena, al di là delle polemiche politiche e delle interpretazioni socio-psichiatrico-religiose, scrive un ascoltatore. Alle vittime va tutta la mia solidarietà, senza alcun dubbio, ma mi chiedo se sia giusto che ogni volta sia interamente la collettività a sostenere
il peso anche economico di tragedie provocate da singoli individui. Capisco il dovere dello Stato di assistere chi soffre, ma credo che dovrebbe esserci anche una riflessione più seria sul principio di responsabilità personale, che mi sembra un taglio un pochino riduttivo per la storia. A te questa storia di Modena cosa ti dice? Intanto c'è da segnalare, come fanno molti giornali oggi, che la GIP di Modena ha sgombrato il campo da qualche equivoco, per dirla soft, cioè il signor dottor Salim El-Kudri non ha agito per disturbi psichici, non era incapace di intendere, secondo la GIP, e voleva colpire più persone possibile, il che dà un quadro di una nazione deliberatamente terroristica e stragista, o sbaglio? Non ci vuole molto. Allora, un paese normale, uno come il signor Al-Kudri lo piglia, lo mette in galera, chiude la galera e butta via la chiave. Poi chiama gli imam che continuano a fare questo tipo di predicazione e gli dice: facciamo a capirsi, o voi vi occupate solo di religione e allora nessuno dice ha nulla da dire, oppure prendete il culo e ve ne andate, punto. Cioè, è inutile sta a fare sta polemica, i migranti sì, i migranti no, i clandestini, quelli bravi, gli eroi, eccetera, e eccetera. la Caritas. Cioè, non è così che si gestisce un paese. Si fa quello che ha fatto, per esempio, il governo socialista della Danimarca. E dice: chi ha diritto sta, chi serve e lavora sta, e sta con dignità, perché viene pagato bene, perché ha una casa, perché si integra. Chi non ha diritto o chi non accetta le regole, fuori dalle balle, punto. Ma non fuori dalle balle con gentilezza, no, a legnate. Ma siamo uno stato di diritto, non si può fare. No, siamo uno stato di rovescio, no di diritto. Carlo, c'è un altro messaggio. Perché votare Vannacci? Scrive Luisa, che dice ciò di cui parla la Lega. Il mio voto non lo avrà mai, è falso, è un falso. Ho capito, non c'entra niente. Cioè, sì, ma nemmeno io voterei mai Vannacci per un'altra serie infinita di motivi. Sta di fatto però che Vannacci ha in questo momento un favore di popolo che lo sta spingendo. Cioè, è un signore che in 6 mesi ha fatto 50.000 iscritti e già ha dato al 4,2%. Fate un po' come vi pare. Poi certo è un traditore, è un falso, è tutto quello che volete, però è punto. Cioè, senti, a proposito, a casa, quando io ero un giovane praticante, il mio primo caporedattore, che fra l'altro era insignito dell'ordine di Lenin, quindi voglio dire, non è che era un destrorso maledetto, mi diceva una cosa: Carlì, con le notizie non si fa polemica, la notizia è la notizia, appunto. Cioè, direi che è un aureo principio. A proposito di economia, il piano Electrolux è inaccettabile, ha detto il ministro Urso. No, 25... URSS, si chiama ministro URSS. URSS, sì, tu l'hai ribattezzato URSS. Al tavolo del 25 maggio al Ministero chiederemo all'azienda il suo immediato ritiro. Questi si prendono paura? Si prendono paura? Articolo quinto, chi ha i danni dice al quattrino. E in quel caso può dire che è tutto inaccettabile come gli pare. C'è un piccolo problema, che gli elettrodomestici da Cina li fa all'80% meno del costo che si fanno in Europa. E anche il presidente della tua regione, le Marche, ha detto che è inaccettabile. Certo, è tutto inaccettabile. È un aggettivo interessante, inaccettabile. I politici lo usano molto. Sì, è inaccettabile, ma è fatto come direbbe Crozza, che imita Feltri. È fattuale. Direi che è molto fattuale la cosa. L'alternativa è io Stato mi prendo in carico l'Electrolux e quindi rimetto una barcata di soldi per produrre roba che nessuno vuole comprare. Senti, intanto compare oggi in prima pagina, non so se l'hai vista, una lettera a firma congiunta fra Giorgia Meloni e il presidente indiano Modi. Cosa ti ha detto sta lettera? Mi ha detto che gli indiani sono avanti sulle tecnologie, noi siamo un po' indietro, che c'è questo tentativo di farci digerire l'intelligenza artificiale
come un ausilio all'umanità, e che quello che scrivono la Modi e la Meloni, se lo metti insieme a quello che scriverà Leone XIV nell'enciclica annunciata, ci dice che siamo smarriti di fronte a questo progresso tecnologico che è francamente poco arrestabile e di sicuro non siamo in grado di governarlo, con un piccolo problema però, che mentre noi lo affrontiamo con tutti i vincoli europei e con la zavorra che ci deriva dal nostro umanesimo, che è una zavorra positiva, perché significa guardare all'uomo, l'uomo al centro, eccetera, eccetera, altri paesi come l'India, che pure dice Modi ha dentro di sé l'essenza dell'umano, lo faranno in maniera spietata. Mi fa un po' ridere la conclusione della Meloni, e questo dimostra come siamo in epoca di retorica cialtrona, quando dice che l'organizzazione, l'idea di società degli indiani è compatibile con l'umanesimo europeo. Vorrei avvertire la signora Meloni che in India vale ancora la divisione in caste. Intanto sono arrivati i messaggi al 340-6709-659 via WhatsApp, te li giro per come sono arrivati, Carlo, uno dietro all'altro. Buongiorno, credo che Vannacci, scrive Roberto da Chieri, Torino, credo che Vannacci raccolga molti voti, soprattutto da ex leghisti. Mi pare che la Lega sia un po' ingessata come la Meloni. La Lega deve parlare, scritto maiuscolo, al settore produttivo. Una riflessione interna sarebbe utilissima. E per quanto riguarda il governo non può fare nulla con l'Unione Europea, siamo in gabbia, scrive Roberto. Carlo. Mi pare che io e te lo diciamo da un paio d'anni che dobbiamo tornare a parlare con i produttivi. Sì, però non va di moda sta roba qua, mi pare che sia un item non molto alla page. Buongiorno, domanda a Carlo Cambi, scrive Alberto. Davanti all'assenza di Meloni, di cui si parlava poco fa, come consiglierebbe di muoversi al nostro Matteo Salvini? Secondo lei? Scrive Alberto, domanda, anzi. Anche questa è una vexata question per questa rubrica qua, o sbaglio? Sì, vexata question, ma sai, io non posso dare un consiglio a Matteo Salvini che di politica ne sa molto, molto di più di me. La cosa che vorrei dire è che immediatamente bisogna rilanciare la riforma fiscale e bisogna andare in Europa dicendo: cari signori, avete rotto le balle, cioè non c'è un'altra strada. Cioè tu oggi hai vi faccio un caso. L'Europa mantiene ancora i vincoli ETS, sono quelli sul carbonio, no? E mantiene le tasse sulle emissioni carboniche. Domanda: in questa situazione economica è tollerabile, è pensabile di sopportare quel tipo di balzello? Altra domanda: continuiamo a dire che diamo i soldi all'Ucraina, perfetto, perché dobbiamo sostenerla, perfetto, ma quali garanzie abbiamo in cambio dall'Ucraina che quei soldi sono effettivamente spesi a sostegno della popolazione ucraina? Cioè è l'atteggiamento molle che non funziona. Se io fossi Salvini, senza tradire il patto fiduciario che c'è all'interno del governo, porrei l'accento su tutte quelle cose che devono andare in direzione del sostegno dell'impresa, punto. Cioè, altra cosa, vi pare possibile che noi abbiamo indebitato il paese per 198 miliardi di euro e scopriamo che questi 198 miliardi di euro sono andati quasi tutti a vantaggio del meridione, da cui riceviamo il 20% del gettito fiscale? Questo è il punto. Ma non per fare la vecchia battaglia secessionista, ma andare dalla Meloni e dire: ma scusami, parliamo di legge elettorale, sì, e la riforma delle autonomie che si fa domani mattina, si fa domattina se si vuol fare. Sì, al di fuori di quello che però è stato il percorso fin qui seguito, perché è un po' complesso. La sapete i disatti di Calderoli, cioè la riforma dell'autonomia è un'altra roba. Tu regione mi dai il 10% delle tasse che raccogli per lo Stato e il 90% te lo tieni. Poi io ti delego una serie infinita di funzioni
per cui sono fatti tuoi. Questa è la riforma dell'autonomia che va fatta, non ce n'è un'altra. Dico il 10% che può essere 20, può essere 25, ora si tratta di fare dei conti, ma insomma, questa è la riforma dell'autonomia. Allora, Carlo, ti riporto a Vannacci perché c'è un altro ascoltatore, Gianni da Roma, che scrive un messaggio via WhatsApp. Poi apriremo anche le linee mi tra devi poco. rimettere però Catenacci a questo punto. Lo devi cercare. Lo dobbiamo recuperare. Allora, buongiorno, scrive Gianni. Sono 50.000 iscritti in pochi mesi, oltre 700 sezioni aperte in tutta Italia, piazze ovunque stracolme, fortissima presenza di giovani sui social, seguitissimo, elevato gradimento. Ignorare il fenomeno Vannacci, ennesima miopia del centrodestra affetto da complesso di inferiorità verso la molto presunta superiorità della sinistra. Il sempre ottimo Cambi prevede che Futuro Nazionale alle prossime elezioni raggiunga il 6%. Sbaglierò, ma siccome 2 più 2 continua a fare 4, anche nei nostri stupefacenti tempi, nel 27 Vannacci farà il botto pari a quello dei 5 Stelle nella loro prima elezione. Vedremo, scrive Gianni da Roma, ma anche ammettendo che rimane comunque al di fuori del quadro che hai tracciato prima, no? Del deep state. Rimane fuori del quadro che ho tracciato io, a meno che il centrodestra improvvisamente non decida di fare il centrodestra. Credo che, scrive un altro ascoltatore, solo presentando Zaia presidente del Consiglio il centrodestra si salvi. Meloni ha deluso molte persone. Però, Zaia presidente del Consiglio, e chi lo usa? Marina Berlusconi. Ma non credo. No, è una battuta naturalmente. Zaia non serve. È una battuta. Serve gente che vada in Europa e agevoli gli affari di famiglia. Zaia non ha queste caratteristiche. Carmen invece dice: invito il suo ospite, cioè te Carlo, a candidarsi. A parole direi che è meglio di Vannacci, che non voterò comunque mai. Vabbè, questo confonde, diciamo, la conversazione con la candidatura. Ultimo messaggio per ora: non è il caso di riproporre la questione settentrionale anziché inseguire l'ultradestra, che è un po' quello che stavi dicendo anche prima, poco fa, no? Ecco, anche perché la questione settentrionale... Ma non è la questione settentrionale, è la questione dei ceti produttivi che stanno anche a Pantelleria. Il tema è: si può stare dentro un Occidente continuando a pensare che sono gli apparati pubblici a creare ricchezza? No, non si può. Punto. Non è che c'è molto da discutere. Allora, tra poco siamo in pausa, ci scolleghiamo e ci ricolleghiamo con Carlo Cambi, lo amiamo certamente, vi ricordo il numero, dopo la pausa apriamo anche le linee telefoniche, 02 92 94 7222. Per chi vorrà intervenire, lo ripeto, 02 92 94 7222, per i messaggi WhatsApp 340 6709 659. Carlo, mi spieghi una cosa, te che hai fatto la rassegna stampa stamattina, perché molti giornali continuano ad aprire la prima pagina con sta storia della flottiglia? A cosa serve questa storia qua ancora? Che mi sembra ammuffita, bolsa, ma ancora in prima pagina. Serve a bellicare le pulsioni profonde del mondo antagonista, che è la superficie, che è l'epidermide del movimento anti centrodestra, che in questo paese deve essere alimentato. Allora, non c'è uno che ha scritto che i proiettili usati dall'IDF sono di gomma. Sì. Non c'è uno che ha scritto che esiste una legge di Israele che impedisce l'attracco di qualsiasi nave non sia stata sottoposta a preventivo controllo, perché loro hanno paura che dal mare gli arrivino gli esplosivi. Non c'è uno che abbia detto: ci date per favore il carico di questa missione, che cosa ha a bordo per qualificare la missione umanitaria? Non c'è uno che l'ha scritto. Sì, però Meloni, Tajani, tutti soft, tutelare l'incolumità, eccetera, eccetera. Esatto, perché è la retorica del non mi devo schierare con chi potrebbe essere il brodo di coltura dell'antagonismo che fa comodo alla sinistra. Cioè è la stessa ragione per cui tu non hai il coraggio di dire
mi sono rotto le scatole di avere una pletora di gente in Italia che dietro un ISEE farlocco non paga le tasse, ma invece tu, da governo di centrodestra, hai alimentato i bonus per l'ISEE bassi. Allora, se fai il centrodestra, devi avere il coraggio di dire basta alla retorica della povertà, basta alla retorica della solidarietà, basta alla retorica dell'immigrazione facile. Ora io governo in base a dati di realtà, punto. Ecco, a proposito di Unione Europea invece, dal commissario europeo all'economia Dombrovskis è arrivato il messaggio all'Italia che sono all'esame le richieste sul patto di stabilità. E tutti hanno titolato, c'è uno spiraglio. Ma sì, quale spiraglio? Appunto, io volevo capire quale spiraglio. Non c'è. Anche perché Merz ha detto testualmente non si fa sconti a nessuno. Se lo ha detto il cancelliere tedesco, che pure sta messo malissimo a casa sua, la vedo complicata che l'Unione Europea cambi. Ma poi faccio un ragionamento, scusate. Tu ti fai dare la flessibilità dall'Europa, perfetto. Contemporaneamente la signora Lagarde si sta preparando a aumentare il tasso di sconto, perché con l'inflazione al 2,7, 2,8 che arriverà al 3 se continua la crisi energetica, la Germania chiederà e pretenderà che ci sia aumento dei tassi. Allora, un aumento dei tassi, se tu lo parametri alla massa di debito che l'Italia deve rifinanziare, ti sei fatto secco l'eventuale flessibilità da 9 miliardi che ti potrebbero concedere sull'emergenza energia. Di cosa stiamo parlando? Sono tutti slogan, è tutta roba finta. Senti, a me l'Unione è un altro, si deve avere il coraggio di dire il patto di stabilità che abbiamo firmato non è adeguato alla situazione economica che si è determinata con lo scontro Cina-America, va riscritto da capo. E allora hai una probabilità Carlo, di cavartela. Ho una domanda da farti su questo punto, ma dopo la pausa. Adesso chiudiamo il collegamento, ci richiamano dalla regia e poi però ti volevo fare questa domandina, così stupida che mi è venuta in mente mentre parlavi. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema La Bava di Lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema La Bava di Lumaca Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperosi, elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema La Bava di Lumaca biologica eudermica Rimas 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non ha settembre 79 euro. Chiamate 030 68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Rieccoci in onda allora con Carlo Cambi. Da questo momento apriamo anche le linee telefoniche per chi volesse intervenire. 02 92 94 7222. Lo ripeto il numero 02 92 94 7222, WhatsApp 340 6709 659. Allora, la domandina che volevo farti, Carlo, è questa qui. Ci sarebbe secondo te anche istituzionalmente spazio per una proposta di questo tipo? Perché i condizionamenti dell'Unione Europea sono soprattutto a livello economico-fiscale, ti tolgono la libertà economica e ti hanno già tolto quasi tutto praticamente quando fai politica. Quindi se quello lì è il tasto che non funziona, e abbiamo capito che la costruzione europea non è a beneficio di tutti, ma a beneficio solo di qualcuno, o lo è stata fino ad ora, allora tolto il lato economico si può ipotizzare appunto di recuperare la piena sovranità dei 27 o quelli che siano stati membri dal punto di vista economico e fiscale, mantenere il quadro europeo sotto un profilo squisitamente istituzionale, di rappresentanza politica, piuttosto che di ricerca, di sviluppo, di libero mercato, di abbattimento delle frontiere, come era del resto fin dall'origine, no? Nel sogno degli europeisti d'antan. Si può ritornare a quel sogno lì senza avere i condizionamenti di uno Stato, perché comunque tu la rigiri, questa Unione Europea è un mostro che non esiste da nessuna parte del mondo, no? Perché ha i poteri economici e fiscali di uno Stato, non è uno Stato e non potrà mai esserlo, a meno di diventare un obbrobrio mostruoso. Quindi eliminiamo questa parte obbrobriosa, mostruosa di ircocervo che ha poteri economici e fiscali di uno Stato senza esserlo. Lasciamo agli Stati i loro poteri economici e fiscali. L'area del libero mercato è una bellissima idea. A me piace non avere le frontiere, no? Facilitiamo i commerci. Facilitiamo i commerci e gli scambi. È nata col carbone e con l'acciaio proprio per quel motivo lì, no? Tutto somma, facilitiamo gli scambi, abbattiamo i dazi, le frontiere, eccetera, però ci manteniamo la nostra sovranità. La domanda è: cioè, questa proposta qui, uno oggi, un uomo politico sensato, la potrebbe fare o è spazialmente una... Ti dirò di più, che questa proposta sarà nelle cose, perché se i sondaggi che sono in giro per l'Europa si materializzano, tu oggi non hai nessun partito filo europeista capace di vincere le elezioni prossime venture. Ok? AfD è al quasi 40% in Germania, la Le Pen Bardella è quasi al 40% in Francia, tutti i partiti anti-europeisti dell'est sono in crescita, in Spagna il PSOE è in caduta libera. Per paradosso, i partiti più europeisti d'Europa sono oggi quelli che governano in Italia. È un paradosso, però così. Allora, Carlo, abbiamo 3 telefonate, mi dicono dalla regia, per cui le passiamo tutte in fila, chiedendo agli ascoltatori anche di essere super sintetici. Nell'Europa, la differenza è fra un'Europa confederale, che è quella che è sempre stata portata avanti fino prima della Meloni dal centrodestra, e un'Europa, gli Stati Uniti d'Europa. Gli Stati Uniti d'Europa li puoi fare soltanto se fai un presidente dell'Europa votato a suffragio universale, ma per arrivare lì dovresti fare tutti i referendum Stato per Stato che dicono ci va bene gli Stati Uniti d'Europa, salvo poi trovare quale lingua, quale cultura, quale diritto, common law o civil law. Cioè, vabbè, ci vogliono 50 anni per fare gli Stati Uniti d'Europa, ok? E nel frattempo ci sono 2 signori, America e Cina, che galoppano mentre tu arretri, ma questo vabbè, lasciamo perdere. Vai. 3 telefonate, pronto? Pronto, buongiorno. È sempre un piacere ascoltarvi. Allora, chi mi dice che il patto di stabilità non sia stato fatto per... non si voglia cambiare, non si voglia, diciamo, slegare, non si voglia concedere all'Italia e agli altri stati di sforare per imporci la dittatura ecologista. Del resto, mi sembra fosse il 2011, un presidente della Bundesbank, e sappiamo che la Germania l'ecologia da sempre la porta avanti, sosteneva che soltanto con una dittatura ecologista si sarebbe potuto
portare avanti questo progetto. E poi ultima cosa e chiudo. Cosa ci aspettiamo da una Unione Europea guidata da una baronessa? Chi mi dice che il sangue blu non si voglia riprendere l'Europa che ha acquisita della seconda guerra mondiale? Vi lascio. Bene, ciao, grazie. Prossima telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiese. Caro Fabrizio. Ah, ok, Prego. aspetti che tolgo il viva voce. Allora, volevo raccontarvi un piccolo episodio che mi è capitato ieri sera per quanto riguarda la nostra manifattura. Allora, io ho fatto con mio figlio un piccolo sponsor a una manifestazione di arti marziali e ho dato 200 euro, poca roba, e il mio maestro di Kung Fu mi dice: guarda che ti ho fatto fare lo striscione della ditta e lo appendiamo quando facciamo questa gara con i ragazzini. Io gli dico: ma perché lo fai fare? Ti costerà un occhio della testa? Praticamente mi dice: no, 1,20 m per 80 con il tuo logo e i tuoi colori lo faccio arrivare da Temu, dalla Cina. E dico: questo è matto, gli do 200 euro, chissà quanti ne spende. Lo striscione non è arrivato in tempo per la gara, però è arrivato ieri sera. Sapete quanto è costato uno striscione così a 3 colori con tutte le scritte e il logo? 5 euro. 5 euro con trasporto compreso, poi ovviamente ha comprato altro. Allora di cosa vogliamo parlare? Gente, quando tu vai da uno che fa questi gadget pubblicitari, minimo ti chiede 50 euro solo per il marchio, poi per la stampa e poi c'è tutto il lavoro in sé. Allora minimo una roba così qui costa 70. Ma di cosa parliamo? Ieri dicevano che Stellantis vuole rimettere di nuovo in funzione la produzione di auto elettriche a Cassino e bla bla bla. Radio 24, chi è che ti va a intervistare? Un sindacalista della CISL. E questo dice: bisogna fare così, bisogna fare cos'ha. Che cosa? Le auto cinesi costano già la metà adesso con i dazi. Cioè io la vedo male, questo qui sarà il paese delle olive, della pasta, del grano turco, forse se lo facciamo noi e magari ci resterà qualcosa del turismo, ma io come produzione la vedo male, non so cosa ne pensa Cambi. Allora, tra poco, perché abbiamo la terza telefonata, grazie anche a Fabrizio. Pronto? Pronto, Marco da Torino. Allora, buongiorno una Marco. Domanda, una domanda, un'affermazione, una convinzione. Sono d'accordissimo con l'immenso sempre Cambi che prevede quella percentuale di Vannacci. Vedo in Vannacci il primissimo Bossi, non il primo, quello che poi ha fatto l'accordo con Berlusconi, il primo. Secondo un appello che faccio a te, caro Giulio, se puoi naturalmente, l'ho già chiesto a Vaima, evidentemente non può, io ti mando un articolo di Oneto che è uscito sulla Padania molti secoli fa, un'era geologica praticamente, dopo l'intervento USA in Jugoslavia, e si intitolava Cowboys e Saraceni uniti contro l'Europa. In questo breve articolo, che secondo me dovrebbe essere diffuso nelle scuole, viene racchiuso tutto ciò che si è puntualmente verificato. Io te lo mando, poi compatibilmente con i tuoi impegni e palinsesti mi faresti un grosso piacere ma non solo a me, un po' tutti, se lo leggessi. Grazie a tutti, grazie ancora. Ciao. Va bene, ti saluto. Carlo. Allora, patto di stabilità ecologista, non c'è una relazione, come dire, diretta, ma sicuramente è stato concepito per favorire quei paesi che avevano la possibilità di investire molto sul Green Deal, cosa che non è fatto per l'Italia. Tant'è vero che, se ci fate caso, alcuni parametri del patto di stabilità sono agganciati agli investimenti, alla produttività, eccetera, eccetera. È vero però che l'Europa oggi si tiene vincolato a quel Green Deal, che è una zavorra insostenibile per le economie. Fabrizio da Sabio Chiese, c'hai ragione, probabilmente quello striscione non è fatto manco più in Cina, ma è fatto in Vietnam o in Cambogia, che sono le due submanifatture dei cinesi. È chiaro che quel tema lì è un tema che andava posto nel 2000, quando la Cina entrò nel WTO con i dazi etici, i dazi sociali, non è stato fatto, e adesso c'hai il disastro. Dove li puoi fregare? Li puoi fregare sulle produzioni ad altissimo valore aggiunto o sulle produzioni di unicità. L'Italia non si candida
a tutelare le produzioni di unicità, sto parlando di la gioielleria di altissimo profilo, la moda di altissimo profilo, le architetture di altissimo profilo, oltre a tutto l'agroalimentare, né sta lavorando sull'altissima tecnologia, tant'è vero che per esempio c'hai alcuni partiti come il PD o il Movimento 5 Stelle che se la pigliano con Leonardo, perché siccome sta nel settore degli armamenti dovrebbe fermarsi, perché mentre come sa tutto il mondo il settore degli armamenti è quello che finanzia la massima ricerca in tecnologie. Quindi che vuoi fare? O cambi la mentalità del paese e ti liberi di alcune zavorre teologiche e stai al passo dei mercati, oppure hai ragione tu, e alla fine. Quanto all'ultimo ascoltatore che diceva di Vannacci, eccetera, eccetera, io non so se Vannacci sia la prima Lega, io non mi ricordo che... a me non pare. Appunto, che Bossi ce l'avesse con gli omosessuali o che dicesse che i neger vanno bruciati. Bossi diceva un'altra cosa, diceva liberiamo il paese dall'eccesso di burocratizzazione e dai troppi magnapane a UFO. In economia non mi pare che Vannacci sia particolarmente, come dire, sensibile al tema economico. Vannacci parla ad una pancia del paese ribellista, stanca probabilmente di un fisco oppressivo, stanca probabilmente di alcune sacche di come dire, parassitismo molto diffuso nel paese e in larga misura vendicate anche da Fratelli d'Italia, e poi fa il discorso nazionalista che è di grande presa demagogica, e Vannacci è destinato ad essere il grillo del centrodestra. Fa come posso dirti, una predicazione antipolitica, che però in questo momento in cui la politica non dà le risposte fondamentali ai 3 quesiti: che cosa mangio, come mi curo e quale futuro mi assicuri, vengono facilmente diffuse e facilmente ascoltate, punto. Altre 2 telefonate, 02 92 94 7222. Come? Come, Carlo? Non so che pensi te, mi piacerebbe avere anche il tuo parere da questo punto di vista. Sì, poi te lo do sicuramente, ma intanto sentiamo le 2 telefonate. Pronto? Sì, pronto, mi sente? Buongiorno. Buongiorno, sono Gino. 3 considerazioni. La prima è sul militare Vannacci, perché rimane sempre un militare. Ricordiamoci i precedenti militari che si sono presentati in politica. Le cito Miceli, le cito, mi sembra, Maletti e non ultimo Viviani. Sono state tutte delle bolle d'aria e che non hanno risolto nulla. Così sarà anche per Vannacci, arriverà al 4%, 5%, ha fatto solo il gioco della sinistra contro il centrodestra. Questo è il Vannacci. Seconda considerazione è per quei feriti a Modena. A volte penso a quella signora senza gambe, rabbrividisco. La terza e ultima considerazione è che questo paese, l'Italia, è uscito dalla seconda guerra mondiale con il partito comunista più forte europeo. Ecco, ne stiamo pagando ancora le conseguenze con questi personaggi alla Scelli o alla Conte o tanti altri. Grazie. Bene, grazie a lei. C'è l'altra telefonata, poi la parola a Carlo Cambi. Pronto? Sì, pronto, buondì, sono Aldo. Buongiorno. Piccolo imprenditore edile, buongiorno. Ascolti, io volevo ritornare sul 110, perché forse Conte non ha capito che il danno non è il 110 in sé stesso che ha creato problemi, è tutto l'indotto che il 110 ha creato aumentando tutti i prezzi di tutti i materiali, ferro da 150 tonnellate a 400, ponteggio da 5 euro al metro quadro a 15 euro il montaggio. Cioè tutto questo indotto ha piegato l'edilizia, aumentando i costi di produzione negli ultimi 3 anni del 20-25%,
che poi si sono riversati su chi compra la casa. Cioè il danno non è il 110 in se stesso. Sui prezzi degli immobili finali, lei dice. Sui prezzi certo, finali. Perché è tutto l'indotto che i prezzi sono aumentati, ma poi sono calati qualcosa, ma non tanto. Il ferro non c'entrava niente con 110, il calcestruzzo non c'entrava, tutto l'indotto. Poi noi compravamo i cappotti al momento, tu facevi il prezzo oggi, ma il cappotto ti arrivava dopo 6 mesi e tu lo pagavi al prezzo che ti dicevano che arrivava dalla Polonia o dall'Ungheria, perché in Italia non c'era più niente. Ha creato solo danni a tutto l'indotto edilizio, non al 2-3% per 110 di costruzione, è tutto il resto che è rovinato. E chi ci va di mezzo è chi compra la casa alla fine. Punto. Ok, chiarissimo, grazie a lei. Non so se Carlo ci ha sentito e se è collegato ancora perché si è frizzata l'immagine. Carlo, ci sei? No, presumo di no. Quindi chiedo alla regia se riusciamo a recuperare il collegamento con Carlo Cambi, che in questo momento non vedo più collegato con noi. Vediamo di recuperarlo al volo, perché era anche interessante quello che ha appena detto il nostro ascoltatore qua. Poi torniamo magari anche sul discorso di Vannacci che abbiamo lasciato in sospeso prima. Carlo, eccoci qua. Carlo, diceva il nostro ultimo ascoltatore, l'ultima telefonata, un piccolo imprenditore edile, che il grosso guaio del 110% è stato... Abbiate pazienza, se voi prendete qualsiasi manuale di economia politica e voi fate un'offerta alla domanda, scusatemi, voi consentite alla domanda di avere un rimborso superiore alla spesa, è evidente che vi esce dal controllo tutto il sistema. Cioè la domanda è, ma se io spendo 100 per fare un bagno, no? E tu Stato mi dai 110, ma che interesse ho a fare un bagno da 90? Se posso lo faccio da 120, perché tanto mi restituisci 130. Il tema lì è proprio quello. Oltretutto, questa roba qua ha funzionato per le grandi imprese che avevano la loro capacità finanziaria per riempire il cassetto fiscale e poi farsi fare gli sconti dal fisco. Ma le piccole imprese che hanno dei fatturati limitati, dal 110% sono state strozzate perché sono diventati subappaltatori delle aziende, il che gli hanno detto io ti pago quando mi paga lo Stato, e così hai mandato al collasso la piccola edilizia, hai fatto lievitare tantissimo l'inflazione dei materiali edili e hai ridotto lo Stato a dover pagare di fatto una tangente a chi ha fatto i lavori, cioè ai cittadini benestanti. Torno a ripetere, il conto finale del 110% è 184 miliardi con cui abbiamo ristrutturato il 4% del patrimonio edilizio italiano. Voi ditemi se è una roba che può stare in piedi. Allora, torniamo su Vannacci. Tu avevi chiesto la mia opinione, Carlo. Coincide con la tua ed è opposta rispetto a quello che diceva l'ascoltatore per quanto riguarda il paragone Vannacci-Bossi, la prima Lega, perché secondo me non c'entrano proprio assolutamente nulla. Io mi ricordo bene quegli anni lì perché mi approcciavo sia al movimento che al mestiere ed erano anni completamente diversi, nei quali quella Lega lì rappresentava un bel problema per il cosiddetto deep state. Era un problema vero, perché nasceva da un'onda popolare veramente massiccia, che nel 93 culminò, questo per me è un ricordo molto chiaro, con le elezioni provinciali di Milano, dopo quelle comunali che videro la vittoria di Marco Formentini, primo sindaco leghista della città, e non era da poco quella vittoria lì, la Lega arrivò al 48% in provincia di Milano. Poi entrò il fenomeno Berlusconi che riportò via buonissima parte di quei voti, ma in quel momento la Lega rappresentava una possibilità per rompere veramente il sistema post-partitocratico. Io il Guido Pastorale. E rappresentava anche, scusami, poi ti lascio subito la parola, rappresentava anche le esigenze dei tanti Fabrizio da Sabio Chiese che abbiamo sentito prima, quelli che lavorano veramente, era quella la differenza fondamentale. Mi ricordo anche una frase di Marco Pannella che disse negli anni successivi all'esploit di Bossi che Roma aveva digerito ben altro che la Lega e avrebbe digerito tranquillamente anche la Lega.
Questa frase qui mi suona ancora più vera nel caso di Vannacci, perché Vannacci non ha quella carica, secondo me, di rottura del sistema che aveva quella Lega là, quella del primo Bossi. Se non ce l'ha fatta quella Lega là, sarà ben difficile che ce la faccia Vannacci, che mi sembra invece perfettamente omogeneo a un disegno di regime. Si trova una valvola di sfogo, diciamo così, improduttiva, si rifinisce in una sacca di voti che incideranno poco o nulla, e nel frattempo, diciamo, chi comanda veramente può gestire le cose ancora in maniera ancora più facile, secondo quel disegno che tu hai delineato all'inizio della nostra conversazione. No? Secondo me Vannacci è funzionale al mantenimento dello status quo, per certi versi. Fammi dire che gli anni di quella Lega lì furono gli anni in cui Guido Passalacqua ed io nel comitato me lo ricordo Guido Passalacqua. Nel comitato di redazione di Repubblica e ci presentammo da Scalfari dicendo: direttore, mi sa che ci abbiamo capito poco, e da quel momento Guido Passalacqua diventò il cronista di Repubblica. Erano gli anni in cui perfino Giorgio Bocco scriveva Bossi che tentazione. Esatto. No? Perché era un fenomeno sociale molto radicato che andava osservato bene. Poi certo, da Salotti Romani con la puzza sotto il naso, la canottiera del Senatur dava un po' fastidio, però il celodurismo, per esempio, aveva un senso. Vannacci è tutto fuori che celodurista. Devo dire anche all'ascoltatore che faceva il paragone con i militari passati, che quelli lì avevano intenti golpisti, quei militari che sono passati dalla politica. Vannacci, guardi, io non sono così convinto che non serva a qualcuno, che tutto sia fuori che golpista, diciamoci la verità. Guardi che Vannacci fa un comodo agli apparati dello Stato che lei non ha un'idea. E allora scrive un altro ascoltatore, poi chiudiamo con questo giro di messaggi. Vannacci Bossi un'eresia, e un altro messaggio ancora: non ho mai sentito Vannacci parlare di autonomia, differenziata o meno che sia. Ai suoi seguaci non importa questo basilare argomento? Ecco, è un altro tema sul quale per esempio autonomia, non parlano di autonomia, parliamo chiaro. Le sue proposte politiche sono quelle storiche della Lega, dice questo ascoltatore. Ancora un messaggio: basta con la retorica dei bonus, della povertà, eccetera. Poi l'Europa ci mette in infrazione, vedi bonus inclusione, che Meloni e il governo, per non pagare le sanzioni, hanno dovuto estendere anche ai figli residenti all'estero. Quindi cosa bisogna fare se l'Europa l'impone? Elezioni senza PPE, senza Forza Italia, con accordi esterni con tutti i gruppi che salvaguardano gli interessi nazionali. E ancora un messaggio: ma se il patto di stabilità lo riscrive le stesse persone, cosa può cambiare? Infine l'ultimo messaggio che ti giro, Carlo, scrive Mauro, che si qualifica filosofo con la F maiuscola. Carlo, mi può gentilmente ripetere e spiegare le omissioni delle testate giornalistiche di centro-sinistra in merito alla reazione dei militari israeliani in acque internazionali? Se li tengono gli attivisti ci fanno un favore, però c'è il parlamentare, dobbiamo tutelare il parlamentare e compagnia cantante. Carlo, a te la parola. Hanno sparato proiettili di gomma senza ammazzare nessuno. Hanno abbordato le navi perché c'è una legge israeliana che dice che tu devi denunciare che cosa hai a bordo per poterti approcciare alle coste israeliane, e questi non l'hanno denunciato. Hanno fatto un'operazione di prevenzione autorizzata dalla legge israeliana. Poi c'è tutta questa pippa delle acque internazionali sulle quali bisognerebbe essere un pochino più informati. Non è che le acque internazionali sono territorio di nessuno, per cui tu nelle acque internazionali puoi fare tutto quello che vuoi. Se ti viene chiesto di identificarti da un'unità in navigazione, devi rispondere all'identificazione, cosa che la flottiglia non fa. Punto. Carlo, so che sono argomenti che richiederebbero ben altro tempo, ma abbiamo pochissimi minuti. Ne infilo 3 uno dopo l'altro. Il primo: che fine fa Cuba, secondo te? E poi, Ebola che corre sempre più veloce, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pericolo vero? Terza roba che ti voglio chiedere, proprio a mo' di tweet quasi o poco più, che sapore ha l'indagine sull'ex premier socialista spagnolo Zapatero per corruzione, traffico di influenze, eccetera? Beh, sull'ultima ti dico che il sapore del fatto che probabilmente in Spagna c'è un sistema di potere socialista
che corrisponde molto a un'idea che hanno gli spagnoli il potere franchista, cioè è l'idea anche peronista, se vuoi, no? Ci si impadronisce del potere in maniera melliflua e secondo me i socialisti in Spagna hanno costruito, come posso dirti, un'appropriazione indebita del potere attraverso la pervasività corruttiva. Che cosa succederà? So, bisognerebbe domandarla a Elly Schlein fino a che punto è disposta, e a Conte e a Travaglio che sposa Conte, Travaglio, il Torquemada contro tutte le corruzioni, fino a che punto sono disposti a dire che Sanchez e la Spagna sono un esempio per tutti noi. Vediamo un po'. Se è un esempio per tutti noi, allora perché litigare per la scomparsa del reato d'abuso d'ufficio? Perché prendersela con gli eventuali tangentari italiani, no? Se quello è un esempio. Per cui mi dicevi Ebola. Cuba e Ebola. Ebola è un problema serio, ma soprattutto è un problema perché svela un arcano. L'industria farmaceutica i vaccini li fa soltanto per quelle patologie che ritiene remunerative. Questa variante del virus Ebola me l'ha detta una mia amica virologa dell'ospedale di Macerata, Chiara Valeriani, che è una che studia approfonditamente queste cose, mi ha detto guarda che per il virus, per questa variante dell'Ebola non c'è né cura né vaccino, semplicemente perché è troppo rara per essere presa in considerazione dall'industria farmaceutica, così come la balla sull'antavirus che era pronto il vaccino in 9 mesi, lei mi ha detto no, il vaccino era già pronto, solo che l'hanno abbandonato perché l'antavirus è così poco diffuso che non vale la pena produrre il vaccino. Quindi il problema serio è che se l'Ebola va avanti non abbiamo nessun riparo. Siamo in ritardo. Cuba sono alla fame totale, è l'ennesima dimostrazione che c'aveva ragione Winston Churchill, che il comunismo e il socialismo è il modo migliore per distribuire la povertà nel mondo. Secondo me alla fine saranno costretti a chiedere aiuto al male di ogni male, cioè il signor Donald Trump, che nel giro di 2 settimane, se vuole, la crisi umanitaria di Cuba la risolve. Carlo, siamo arrivati alle 11, ci salutiamo qua, io ti ringrazio come al solito, ringrazio coloro che ci hanno seguito, scritto, sono intervenuti, anche quelli che non hanno né scritto né sono intervenuti ma ci hanno ascoltato naturalmente. Carlo, grazie. Proprio... Per te, un bacio a Nico e una carezzona enorme a Frida, tu cerca di stare bene perché, come ti ho detto 1000 volte, il miglior modo per far schiattare di invidia chi ci vuole male è stare bene. Concordo a prova e metto in pratica. Grazie a te, un abbraccio Carlo e un saluto a tutti. Ciao, alla prossima. Avete ascoltato